Eccoci con Silvia Arreghini, segretaria del PD locale ma anche consigliere comunale a Portogruaro. Si è appena conclusa la manifestazione di solidarietà di tutti i sindaci per far sì che si ponga fine alle morti in autostrada e far ultimare il tratto della terza corsia che manca ancora. Cosa ci può dire di questa manifestazione? Trovo che sia giusta ed è anni che ormai sentiamo parlare del completamento della terza corsia, per cui unire le forze e cercare di insieme come istituzioni, ma non solo, anche come forze politiche, essere uniti per ottenere un risultato che serve a tutti, serve a evitare incidenti quelli che stiamo vivendo ormai da anni, ma serve anche a strutturare un'economia diversa, serve a collegare i territori in maniera migliore, serve a una percorrenza e una viabilità più sicura ma anche più agevole. Penso che sia fondamentale il ruolo della politica e delle istituzioni. Non deve mai dimenticare che questo è l'obiettivo per cui poi tutti quanti noi ci impegniamo, cioè quello di far conquistare a famiglie, ad aziende, ai territori qualcosa che di fatto è fondamentale per la vita quotidiana e per lo sviluppo di una realtà. Allora, oggi mancavano il presidente Zaia e anche il presidente della conferenza dei sindaci del Veneto Orientale, Gianluca Falcomer, però non penso che questo abbia tolto spessore a quanto si chiedeva oggi, insomma. No, ho visto che c'erano rappresentanti comunque dei livelli istituzionali. Il sindaco di Portogruaro ha anche giustificato l'assenza del presidente della conferenza dei sindaci, il sindaco Falcomer. Su queste cose secondo me l'importante è dare il segnale che si è uniti. Credo che oggi questa cosa si sia vista. Credo sia importante l'ultima scena che abbiamo sentito, cioè l'attivazione delle sirene tutte insieme delle macchine del comandi della polizia locale, delle polizie locali. Credo sia fondamentale per farci rendere conto anche in maniera simbolica di che cosa di fatto succede. Io ho avuto personalmente un piccolo brivido a sentire questo e penso che quando succede un incidente, magari sia in più di uno e c'è ancora qualcuno vivo che sente questo e non sa che cosa gli succede, penso che sia una cosa umanamente tragica e drammatica. Quindi anche oggi, pur simbolicamente, abbiamo dato un'attenzione ed è giusto anche che sia stata anche le forze di polizia ad aver avuto questo risalto, perché comunque poi ricordiamoci che sono le forze di polizia che intervengono e che vedono e che vivono anche, che cercano di gestire queste Allora, cose drammatiche. per chiudere, non per forzarle comunque la mano, ma si è invocato di far presto. Lei se la sente di dare una tempistica? Perché qua quello che non si è capito è quando si arriverà alla conclusione dei lavori. Purtroppo la tempistica penso che non sia mai dipendente dal locale. Il problema in questo caso di un'opera così grande purtroppo deve esserci un convincimento che va dai livelli, sì certo, livelli locali che stimolano i livelli superiori, e credo che con le azioni che stiamo facendo, che si sono fatte anche negli anni, credo che questa cosa sia sotto gli occhi di tutti. Spero che lo Stato intervenga in maniera rapida, perché comunque la situazione, l'ha ricordato il sindaco prima, non è delle migliori. Un morto ogni 2 settimane è una cosa abbastanza tragica. Tempistiche non è possibile che un ente locale, un ente locale, scusi se la interrompo, rappresentanza locale possa poi definire una tempistica. Come poter dare una tempistica che sarà almeno 15 anni che si sente parlare della terza corsia. Sulla stampa di oggi si diceva che non si sa bene di chi è la colpa di tutti questi ritardi. Questo forse è un male tutto italiano, che non si capisce mai chi deve muoversi. Guardi, io le dico una cosa perché sinceramente ci credo molto e spero che sia un messaggio che passi con chi
si vuole impegnare in politica, e credo che sia tempo che tutti quanti noi iniziamo a ragionare, non a dare colpe, a puntare le dita, ma a trovare i modi per risolvere le cose, perché se guardiamo sempre al passato non puntiamo e non risolviamo le questioni per il futuro. Mi aspetto che, visto che c'è questa spinta in avanti che coinvolge a 360 gradi la società civile, perché ho visto sindacati, associazioni di categoria, istituzioni, ci sia questa spinta per trovare una soluzione. Cerchiamo di fare politica senza puntare le dita, cerchiamo di lavorare per ottenere qualcosa, cerchiamo di essere critici, cerchiamo di evidenziare quello che c'è, però non guardiamo le colpe di chi è stato o chi non è stato, anche perché penso che ai cittadini non importi questo, ai cittadini importa avere una soluzione, e quindi è compito, dovere e assolutamente l'impegno che deve prendersi la politica, le istituzioni e tutti quelli che hanno a che fare col pubblico e con la dimensione civile, che nella loro opera lavorano e incidono su questo livello. È compito loro spingere, attivarsi e far sì che questo sia l'obiettivo del loro agire, non ricercare quali sono le colpe. È inutile dire che 15 anni che ne parliamo, e lo sappiamo tutti, io mi aspetto di non parlarne per altri 15 anni, ecco. Bene, allora con questi auspici ringraziamo Silvia Areghini e grazie. Grazie.